Con Diego De Carli, qui la Mostra d'Oltremare, responsabile della comunicazione di Napoli in Trentino. Diego, ti volevo chiedere subito che tipo di rapporto c'è tra il Napoli e il Trentino, questo legame che va avanti ormai da tantissimi anni, penso uno dei ritiri più longevi di sempre per una squadra di un club. Allora, io toglierei l'articolo e non direi tra il Napoli, ma tra Napoli e il Trentino. Direi che è un rapporto d'amore assoluto che in questi 12 anni si è cementato in maniera molto forte. È stata una scoperta reciproca, credo che per i partenopei, per i tifosi del Napoli in giro per l'Europa, il Trentino forse non era tra le mete più conosciute. Oggi lo è, metà degli italiani conoscono Dimaro, come lo pronunciate voi, Folgarida, perché grazie al ritiro del Napoli questo ha avuto una grande diffusione. I trentini hanno imparato a conoscere e apprezzare Napoli, i napoletani e i partenopei. Credo che oggi ci sono dei legami molto forti di amicizia, alla luce del sole anche sotterranei, perché nel frattempo sono nati anche rapporti di amore, come dire, pubblici e non pubblici, quindi è un rapporto molto forte. Noi abbiamo scoperto un mondo meraviglioso, una capitale, un popolo, una lingua. È un po' difficile parlare in napoletano, ma 2 o 3 parole magari si O una dice. vicino. No, no, no. A nessuno fes. Bravo, ok. Non è facile e credo che, e quindi ci sono dei trentini che conoscono Napoli molto bene, come ci sono molti napoletani, molti partenopei e molti giornalisti che conoscono la Val di Sole a momenti meglio dei trentini. Quindi questo è il rapporto umano e credo che sia una cosa molto bella e molto preziosa, soprattutto in un momento di grandi tensioni, dove la conoscenza diretta aiuta a superare dei momenti di difficoltà. Sul piano sportivo direi che Dimaro Folgarda si è rivelato una località ideale per poter iniziare la stagione, per la preparazione. C'è un impegno massimo da parte delle strutture comunali, dell'APT di Trentino Marche e del Trentino in generale, proprio per consentire ai giocatori di preparare bene la stagione. D'altro canto questo vale anche per i tifosi che sostanzialmente hanno 3 momenti importanti. La possibilità di vedere dal vivo i propri beniamini, i propri giocatori, non capita spesso, un po' più vicini rispetto allo stadio Maradona. La possibilità di avere i propri beniamini vicini e poter avere l'autografo è un grande valore aggiunto del nostro ritiro, è un po' di sacrificio per i giocatori, però a parte quei momenti magari di grandissima folla o magari di pioggia o di situazioni meteorologiche negative, vedo, avendoli seguiti, che i giocatori sono contenti perché toccano con mano l'affetto che in molti momenti si registra in maniera indiretta. E poi la possibilità di trascorrere una vacanza in mezzo alla natura, in un ambiente veramente un paradiso naturale fantastico, con la possibilità di praticare delle attività fisiche, il rafting, la mountain mile, le camminate, le ascese in quota. C'è la possibilità con la card della Val di Sole di avere delle agevolazioni, degli sconti, di usufruire dei trasporti pubblici, di poter salire in quota, quindi un'offerta a 360 gradi e, come dicevo prima, molti tifosi e giornalisti conoscono la Val di Sole a momenti meglio, non dico degli abitanti, ma sicuramente dei trentini. Quindi è nato veramente un bel rapporto che va oltre il rapporto, se vogliamo, commerciale e sportivo che comunque c'è e sta alle spalle di un simile attività e che ha anche uno svolto economico. Ci dici secondo te in tutti questi anni una cosa che il Trentino è riuscito a dare al Napoli e il Napoli al Trentino? Ma sicuramente io credo che, questo lo posso dire con cognizione di causa sulla base di quello che ci viene detto, che i nostri amici partenopei hanno apprezzato sostanzialmente 2 cose, l'efficienza operativa, organizzativa e anche l'ordine, la pulizia, il rapporto che è nato tra questi 2 mondi. I trentini non sono espansivi come i partenopei, che ti avvolgono subito con il loro affetto. Noi ci impieghiamo un po' di più, però come si dice un amico è per la vita. Abbiamo bisogno di un po' più di tempo una volta che nasce il rapporto, l'esempio siete voi nei nostri confronti, una volta che poi nasce il rapporto non è più un rapporto professionale,
ma è un rapporto di amicizia soprattutto e di rispetto reciproco. Penso che noi trentini, invece che siamo ordinati, precisi, amiamo un po' Napoli anche per la sua creatività e anche per quel giusto caos che ogni tanto c'è, che però ha abbinato due cose meravigliose, tre cose meravigliose: il mare, il sole e il mangiare, che è una cosa fantastica. Questa sera sono a cena e mi mangerò una gran cena di pesce o una grande pizza dall'amico Ciro Oliva a Concettina e Tressanti. Questa volta non credo di riuscire ad andarci, però sono tappe fisse che ormai scandiscono l'anno di rapporto tra noi, tra il Trentino e Napoli. Hai sentito il presidente in quest'ultimo periodo, visto che... No. Devo dire che il Presidente ha rapporti con i livelli massimi amministrativi nostri, quindi con il Presidente Fugatti, con l'assessore Failoni, con l'assessore Gerosa, con Maurizio Rossini, CEO amministratore delegato di Trentino Marketing. Questi sono i rapporti. Poi durante il ritiro chiaramente nasce anche un rapporto diretto, anche di rapporto diretto col Presidente, però durante l'anno ognuno ha il proprio ruolo e ci atteniamo a questi ruoli. C'è qualche novità in vista del prossimo ritiro? Ci sa qualcosa? Ma la novità del prossimo ritiro è che garantiremo tutto quello che abbiamo garantito fino adesso. In un mondo in continua evoluzione e per certi aspetti anche in difficoltà, avere le certezze, che hai la certezza che continueremo a fare quello che di piacevole abbiamo fatto in tutti questi anni, credo che sia una cosa molto bella e rassicuri anche le persone che vivono un momento non proprio tranquillo e di certezze. Per quanto riguarda le date si parlava intorno al 10 luglio, è vero oppure... Allora, le date non sono di nostra competenza, sono di competenza del Calcio Napoli, è il Calcio Napoli che ci comunica le date e le date sono legate sostanzialmente a due fattori: la fine del campionato, perché voi sapete che i calciatori hanno diritto a un mese di ferie, e l'inizio degli impegni nella stagione successiva. Dentro questo range vengono collocate le date. Diciamo che mediamente, se noi facciamo l'esame di tutti questi 11 anni, a metà luglio il Napoli è in Trentino. Va benissimo, dico, ci vediamo a Dimaro. Grazie. Grazie. Di Maro. Di Maro.